Un altro taglio. Stai attento. Chiedo ancora perdono e ci mettiamo un altro cerottino. Va bene così. Il fatto è che sono fuori di me. Sono innamorato di quella ragazza, ma ho intenzione seria, sapete, Don Calogero. Perché non mi aiutate voi? Perché io ruffiano sono. Ma dico io, sei un uomo o no? Se sei un uomo fa come fece tuo nonno. E che fece mio nonno? E quando una donna gli resisteva, lui la rapiva. Un rapimento. Rapimento, sì signore. Nel caso tuo poi è facilissimo. Il sabato sera, sì, nella fattoria di donna Rosina e di sua zia, non c'è nessuno dei coloni. Vai lì e... zac! Massarotore, se voi siete veramente un amico mi dovete aiutare nel rapimento. È la prima volta che rapo una persona. Magari dopo imparerò e raperò da solo. Si può vedere. Andremo in fattoria e quattone lì. E allora? Il massaro è servito. E leva sta mano. Hai finito? Beh, fammi dare un'occhiata allo specchio, so, fammi Non c'è guardare. bisogno, la barba è perfettamente riuscita. Don Calogero mi chiama, devo andare. Santa Rosaria mia. Le fece la barba uno dei cugini Lopessico. E perché a te no? Oh, guardate. Che schifo! Sono umiliato, signorina Rosina splendidissima. La prossima volta vi servirò io con le mie mani come sempre. Andiamo lì! Ma signora, signorina... Come ti chiami tu? Stefano Minasi. Guardami bene, Stefano Minasi. Che ne dica Don Calogero con tutto il rispetto, se tu sei parrucchiere, io sono Greta Garbo. Notizie del capitano Steve Minasi? Ancora nessuna. Sappiamo con sicurezza che dopo il lancio ha raggiunto Santa Rosalia, precedendo l'arrivo del famigerato colonnello von Kraus. Come mai i tedeschi hanno deciso di mandare niente meno che von Kraus, la iena di Norimberga, in un paesino della Sicilia così poco importante? Ufficialmente per riposare, ma neanche un bambino ci crederebbe. Spetta al capitano Minasi farci sapere la verità sulle intenzioni di quel macellaio prussiano. Stefano, ma che fai qui? Ti cercavo per andare a cena. Io, carissimo zio, stavo ripensando ai miei peccati. Lodevolissima cosa. Ma ora se hai fatto possiamo andare a mangiare. Sì, ma potrei parlarvene. Dei tuoi peccati? E vuoi parlarne allo zio o al sacerdote? Preferirei parlarne allo zio, ma se non vi dispiace, restiamo qui. Ora ti sento, nipote mio. Eccoci qua, ti ascolto. È la prima volta che parlo di queste cose. È la prima volta. Ripeto, è la prima volta che parlo. Va bene, ho capito, è la prima volta. Ma che vogliamo mettere i manifesti? Va avanti. Mi trovo a destinazione e sono ospite del reverendo mio zio. E se non lo so io, nipote mio, ma vuoi passare ai peccati? Qui è tutta brava gente. Il diavolo ancora non è arrivato a Santa Rosalia, proprio così. E lo ripeto. Il diavolo non è ancora apparso a Santa Rosalia. E va bene, il diavolo non arrivò. Ma vogliamo parlare di te? Avete capito? Il colonnello von Kraus non è ancora arrivato sul posto. Minasi ha trovato un sistema ingegnoso per trasmettere. Non manca di fantasia.
Zitti, ascoltate. Se il diavolo verrà tra noi, dopo averne capito le maligne intenzioni, mi affretterò a confidarmi di nuovo. Non ho altro da dire. Cose da pazzi sono. Nipote mio, ma nel continente voi vi confidate così, andando a raccontare in giro i fatti del paese? E perché allora? Prego. Grazie, non mi dici pure che fa bel tempo e che sei parrucchiere e che domani magari il tuo principale andrà a fare un torneo di bocce con quell'altro scemoneto da suo cugino, che Dio mi perdoni? E dico io. Hai finito di fare il buffone? Ora mettiti da parte che devo levare quel punto. Mi dispiace per te, povero illuso, ma questa volta il prosciutto ti rimane qua, perché lo vinco io. Sarebbe la prima volta che un salame vince un prosciutto. E non vi preoccupate, la palla che conta questa è. Signor Podestà, ora vedrete quello che so fare. Che Dio mi perdoni l'ultima palla. Signor Podestà, consegnatemi il primo premio, e cioè il prosciutto. Come voi vedete, io ho già segnato 2 punti e il mio ignobile avversario è rimasto solamente con una palla e non potrà mai togliermi 2 punti. Un momento, per favore. La partita deve essere giocata sino in fondo. Io con una boccia sono capace di fare cose incredibili. Ma non mi fare ridere. Attenzione, prego. Ma non è possibile! Qui c'è il trucco! No, non gli date retta! Non è possibile, è assurdo! Ma come mai? Ma perché gli credete? Sentite a me, non si possono fare! No, 2 punti! Dimmi, disonesto, dimmi come hai fatto, se no ti faccio vedere chi sono! Zitto! Sii più serio e sappi perdere. Dimmi subito come hai fatto, se no ti stacco la testa dal busto! Mi spingi. Sì, ti spingo! A me, e tu non lo sai fare, sai! Abbassa le mani. Non pensare perché sono più forte! Ma io ti mangio quel naso! Questa volta te la faccio pagare io! Avrò pietà di te! Prendi questa! Ma che sbucciato! Oberst von Kraus. Ah, beh, sono il colonnello von Kraus, quello che deve venire a riposarsi a Santa Rosalia. A me uno schiaffo! Ora ti arrangio io! Ma che sei impazzito? Ma vuoi ammazzare? Absitzen! Absitzen! Feuer frei! Feuer frei! Non eliminare! Hitler! Ecco!
Criminale bandito! Voi avete attentato a vita di colonnello von Klaus, lui chiamato in Germania Iena di Norimberga! Hanno scritto! Ma un momento. Ragioniamo. Baciamo le mani. Beh, io non c'entro, mi creda, è stato lui a tirare le bocce. Brutto spione e traditore! Non gli dia retta, signor colonnello Iena! Ora le racconti i fatti e lei riderà come una iena che ride! Buona questa! Imparerete cosa vuole dire fare attentato a me. E cosa vuole dire chiamare me con quell'odioso soprannome. E imprigionateli! Saranno processati e giustiziati! Che vi siete detti? Non te lo posso dire, non sono un pettegolo. Vai che fare? Ma che fare? Senta, noi siamo innocenti. Un momento, calma, calma. Non lo potete fare. Disgraziato per colpa tua. Noi siamo onesti paesani. Camerata, allarme! Ah, non vi preoccupate, qui non bombardano mai. Lo sanno, mandano non bombardare. Allarme! Ma io non vedo Scappa, cretino! Che? Allarme. Finito. Per voi e la vostra gentile signora vi ho messo a disposizione un bellissimo appartamento. È composto di 2 quartierini con un magnifico bagno in comune. Sono pienamente convinto che i proprietari saranno felicissimi di cedervelo. Chi sono i proprietari? I cugini Lo Persico, quei 2 sciagurati dell'incidentino delle bocce. Cedervelo! Requisire immediatamente! Quei 2 non ne avranno bisogno per un pezzo. Continuate. Per il comando vi metteremo a disposizione un'aula scolastica e per quanto riguarda la fattoria Foremano, requisiremo quella di donna Maruzza e di donna Josina Giovinazza. Deve essere molto appartata e tranquilla. Il maggiore Stulz e il capitano Ebner hanno bisogno ancora più di me di riposare i loro nervi logorati da campagna di Russia. Sarà fatto senz'altro. Frau Lane. Herr Oberst, die Saboteure sind weggelaufen. Signor Podestà! Mi informano che i 2 sabotatori sono riusciti a fuggire. Ma noi li prenderemo! E questa volta li passeremo sicuramente per le armi. Questo magazzino andare bene per noi. Ma è un capannone, un ripostiglio, non è meglio alloggiarvi in casa. Noi volere questo magazzino. Achtung! Sofort diese Gebäude besitzen! Jawohl, Herr Major! Achtung! Sofort! Diese Gebäude besitzen!